Doveva occuparsi del carico e scarico delle valigie estive in aeroporto a Tessera e in effetti lo faceva, ma con tanto troppo zelo al punto da rubarne il contenuto presente, ovviamente quello più pregiato. Il ladro portabagagli, un dipendente italiano di 44 anni di una società operante presso lo scalo veneziano, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza posizionate dopo le tante denunce presentate alla stazione dei carabinieri di Tessera dagli stessi viaggiatori depredati. Il ladro portabagagli sorpreso rubare di tutto: telefoni cellulari, gioielli, carte di credito e di debito, banconote estere. Nella mattinata di ieri scattata la perquisizione a casa da parte dei militari. A quanto si apprende, i furti avvenivano prima del decollo degli aerei o subito dopo l'atterraggio, prima della riconsegna agli ignari viaggiatori delle valigie. Numerosi gli oggetti recuperati. I carabinieri invitano i derubati a sporgere denuncia quanto prima, al fine di restituire il materiale rinvenuto agli stessi legittimi proprietari.